Ora il buongiorno, ben sintonizzati su Radio Libertà. Ultime notizie su tutti i siti, un aggiornamento purtroppo triste, c'è stato un raid su una chiesa cattolica a Gaza, 2 i morti, ferito anche padre Romanelli. Attacchi inaccettabili, ha detto la premier Meloni. I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia, sono inaccettabili. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Anche Repubblica, raid su chiesa cattolica a Gaza, 2 morti, ferito anche padre Romanelli, inaccettabili attacchi di Israele contro i civili. Si cambia argomento, ma neanche poi tanto, sempre di guerra si tratta, ma anche di ricostruzione e di cosa fa questa Europa nel Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con un saluto al presidente della Commissione Affari UE con noi, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Ciao! Una buona mattinata a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e a te, Sammy, e a tutto lo staff di Radio Libertà, ovviamente. Grazie per essere con noi, e so che con te, insomma, possiamo anche allargarci, quindi ti chiedo anche un parere, una meditazione su quest'ultima notizia che ho letto, il raid sulla Chiesa Cattolica a Gaza, e quindi su questa guerra che prosegue, e chiaramente la polemica, perché ormai anche dal punto di vista politico all'interno del centrodestra, insomma, non ci si può nascondere dietro un dito. Israele sta uccidendo bambini che sono in coda per prendere l'acqua, per prendere il cibo. La verità sta nel mezzo, però insomma stiamo capendo che forse Israele sta esagerando. Poi chiaramente passiamo anche all'altro fronte di guerra, quello sull'Ucraina, perché c'è stata una conferenza importante sulla ricostruzione dell'Ucraina, e qui insomma magari riusciamo anche a portare avanti qualche cosa come Italia. Ma prima come riuscire a uscirne da questa cosa senza fare la figura di quelli che ce l'hanno con Israele, attenzione, perché lo sappiamo, e poi se si dice qualcosa in più, ma allora sei contro il popolo ebreo, eccetera. Giglio Vigna. Sì, la situazione a Gaza è molto complicata, la notizia con cui ci siamo svegliati questa mattina ci ha lasciato basiti e ovviamente anche inorriditi. L'ha ricordato proprio un quarto d'ora fa il nostro vicepresidente della Commissione Esteri e anche capo dipartimento degli esteri per la Lega, Paolo Formentini. La solidarietà ovviamente alla comunità cattolica di quel difficilissimo territorio, su questo raid, su queste bombe cadute sulla Chiesa Cattolica. Ovviamente vogliamo saperne di più, perché ci tocca da vicino. Lo sappiamo che insomma la comunità cattolica di Gaza di sicuro non è invischiata con i tagliagole, con i terroristi di Hamas, e a livello di diplomazia internazionale sono già partite tutte le varie richieste di spiegazione anche dall'Italia, e ricordo che soprattutto dalla scorsa legislatura a questa legislatura è stato fatto molto per le comunità cattoliche nel mondo, soprattutto per le comunità cattoliche nel mondo in quei paesi più problematici, come per esempio i paesi islamici. Quindi il tema di questo raid di questa mattina ci è molto chiaro, o meglio c'è molto caro, e poco chiara la dinamica, il perché. Stiamo aspettando ovviamente ulteriori informazioni attraverso l'ambasciata di Israele in Italia, attraverso i contatti intergovernativi, il nostro ambasciatore a Tel Aviv e via
e via dicendo. Per quel che riguarda invece il fronte dell'Ucraina, la scorsa settimana c'è stata proprio qui a Roma, sia a livello governativo che poi a livello parlamentare, una importantissima conferenza chiamata Recovery Ukraine, che in inglese vuol dire ricostruzione dell'Ucraina. L'idea è quella di ricostruire, anche se la guerra non è ancora vinta, ovviamente in quei territori considerati più sicuri rispetto a il fronte russo-ucraino e poi chiaramente la ricostruzione, quella vera, partirà da dopo la fine della guerra. L'idea è che i paesi si aiutino la ricostruzione dell'Ucraina, il Paese dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, insomma il cosiddetto mondo occidentale. D'altra parte ovviamente lo sappiamo che quando vi sono queste operazioni ci sono opportunità chiaramente per le imprese di quei paesi, e quindi iniziano ad uscire dei dati molto interessanti per chi costruisce case, per chi costruisce o ripara linee ferroviarie, tutto il mondo delle infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. L'Italia è già in Ucraina con molti dei nostri player più importanti, penso a Enel, Eni, Finmeccanica, insomma c'è già molta Italia attiva nella ricostruzione. Il fatto che oltre alle grosse compagnie anche le medie imprese italiane possano andare in Ucraina e ricostruire parte del paese, è qualcosa di assolutamente interessante per il nostro tessuto imprenditoriale, e quindi è stato questo momento di incontro in cui ovviamente si è parlato ancora di guerra, ovviamente si è parlato di inerenti la difesa di quel paese, ma in cui abbiamo sottolineato come parte italiana alla parte ucraina che le nostre imprese sono pronte. È come, è un'occasione imperdibile, speriamo naturalmente che non ce la soffi qualcun altro, però perdonami, prima di salutarti una domanda che in questo momento sta venendo spontanea a me, ma anche a centinaia di ascoltatori: come farà l'Ucraina a ripagare? Come farà l'Ucraina a ripagare? Certo che i paesi europei, il nostro paese ha già fatto tanto per quel paese. Chiaro che tutto quello che arriverà dal punto di vista della ricostruzione non potrà evidentemente essere un regalo, anche se la strategia, come di fatto tutta la strategia della cooperazione internazionale, è: io ti faccio un prestito, tu fai ovviamente con quel prestito lavorare le mie imprese. Questo, diciamo, è già un metodo e una strategia per riportare e per capitalizzare il prestito che viene fatto per ricostruire quell'acquedotto, quella centrale, quella strada, quella ferrovia, quei palazzi e via dicendo. Poi è chiaro che insomma arriverà il momento in cui si dovrà richiedere anche effettivamente
un ritorno che non potrà essere domani, non potrà essere dopodomani, non potrà essere fra 15 giorni, ma anche lì ci sono varie strategie. Ecco, pensiamo a un ritorno effettivo, come dire, ti devo 10 miliardi e fra 5 anni inizio a darti 2 miliardi all'anno, ma pensiamo anche al fatto che, volta finita la lunga fase di ricostruzione, accordi del tipo: va bene, io ti ho dato 10 miliardi, però adesso tu per esempio devi, per la polizia del tuo paese, per le forze armate del tuo paese, devi comprare auto prodotte nel mio paese, o la dico brutalmente, per la cancelleria degli uffici della tua pubblica amministrazione compri carta prodotta nelle penne prodotte nel mio paese, o semplicemente agevoli i miei prodotti, semplicemente agevoli l'entrata dei miei prodotti nel tuo paese, quindi per esempio il vino italiano piuttosto che il vino francese. È vero. È vero, è vero. Vedete come Giglio Vigni alla fine in qualche minuto ci ha spiegato la situazione e da quante parti si può attingere. Chiaramente non è una cosa dall'oggi al domani, ma in decenni. Alessandro, sempre prezioso, non posso che ringraziarti per la pazienza e per averci spiegato cose molto, molto importanti. Buon lavoro. Grazie a voi, viva Radio Libertà, grazie. Qui Parlamento. Tu, con quegli occhi blu ed un viso che non parla più. Io con lo sguardo a te ti sorrido ma senza esprimermi. Eri tu che mi guardavi, eri tu che mi chiedevi di cercarti ma senza perderti. E noi come due alieni, ma con un cuore umano, per un amore disumano. Ma questo amore che ci ha dato aria, ci ha portato al di là del mondo, senza se, senza ma, tu con me, io con te, a correre verso il no, a correre verso il no, a correre verso il no. Noi soffocati dal silenzio, un silenzio che ha il sapore dell'assenzio. Ci siamo bevuti ma mai vissuti, se ci pensi sai, la paura ci ha ingannati e forse sai, ci ha fatto solo male, come colpi di un amore criminale. Ma questo amore che ci ha dato aria e ci ha portato al di là del mondo, senza se, senza ma, tu con me, io con te, a correre verso il no, a correre verso il no, a correre verso il no. Guardami, guardami, tu parlami, parlami, ubriacati, ubriacati, stringiti, ma parla con me. Senza se, senza ma, tu con me, io con te, a correre verso il noi. A correre verso il noi, a correre verso il noi. A correre verso il noi.
Manuel Dang, Amore criminale, ce la siamo ballata questa canzone, ci ha menato via un attimino perché in effetti le notizie con cui abbiamo aperto la trasmissione non sono affatto buone. Poco fa anche il lancio del nostro ministro degli esteri Tajani, gli attacchi dell'esercito israeliano contro la popolazione civile a Gaza non sono più ammissibili. Nel raid di questa mattina è stata colpita anche la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, un atto grave contro un luogo di culto cristiano. Tutta la mia vicinanza a padre Romanelli, rimasto ferito durante il raid. È tempo di fermarsi e trovare la pace. A proposito di amore criminale, quando una cosa non ci fa stare bene, bisogna lasciarla. E questa che abbiamo sentito è la meditazione musicale del nostro artista indipendente del giorno. Si chiama Manuel Dang. Ciao Manuel! Ciao a tutti. Grazie per averci menato un po' via con questo pezzo molto estivo, ballabile, che però dice cose giuste e non smetteremo mai di dirlo. Quando un amore diventa, come si dice oggi, tossico o qualunque altra cosa, si esagera, diventa un'esagerazione. Lasciamo stare ciò che non ci fa stare bene. Vale per qualunque argomento. È vero, Manuel? È proprio così, esatto. È una canzone, diciamo, che parla di questo amore che all'inizio sembra perfetto, ma poi diventa un tormento. È un rapporto che ti consuma, ma che può anche portare ad una rinascita, però. E vedi che poi, sai, si può ricominciare. E io ripeto, mi allargo, oggi mi allargo, in qualunque campo si può ricominciare da zero, si può essere persone nuove. Certamente a volte resettare un rapporto d'amore che si è creato bello forte è difficile, così come ti faccio un altro esempio per dire cambiare lavoro. Uno sta male in quel posto di lavoro, non si trova bene, non riesce più a sopportarlo, però dice cavolo, e però ne troverò un altro, eccetera. Non è semplice resettare la propria vita, ma bisogna farlo perché di vita ce n'è una sola, ragazzi, non possiamo rovinarcela stando male. È vero. È proprio così. E il Manuel invece stai bene, nel senso che stai facendo una cosa che ti sta piacendo molto, la musica. Manuel D'Angiolillo, da Valle della Lucania, in provincia di Salerno. Hai cominciato grazie a tuo padre che è musicista. Esatto, e ringrazio mio padre che mi ha trasmesso questa passione ed è grazie a lui se ad oggi faccio musica e sto continuando questa grande passione. E lo salutiamo, come si chiama? Nello. Nello, e io approfitto per ringraziare tutti i padri e le mamme che seguono gli artisti indipendenti. Molte volte sono anche giovanissimi, quindi li seguono in tutti i sensi, nel senso che non hanno la patente, quindi non possono neanche circolare da soli. E a volte, come nel caso di Manuel Dang, il papà ti ha lasciato un imprinting, un'impronta importante, la passione per la musica. E magari anche un'educazione a un certo tipo di musica. Quali sono i tuoi eroi musicali? Magari qualcuno di questi te li ha passati anche tuo padre. Diciamo che negli ultimi tempi ho ascoltato molto Michael Jackson e quindi direi proprio lui. Fantastico. Diciamo che per me è l'apice della musica, quindi è il re di tutti i tempi, quindi direi proprio Michael Jackson. Vero, lo ricordiamo sempre, per molti non è mai neanche morto e quindi siamo certi che prima o poi salterà fuori da qualche parte. Speculazioni, diciamo. Ma no, è che il problema qui con l'intelligenza artificiale poi non ti fidi più di nulla. Certo, se è proprio morto e lo rivedi di nuovo cantare, dici vabbè, qui mi piglia per il culo qualcuno. Però davvero con sta roba dell'intelligenza artificiale non siamo più sicuri di nulla. Qualunque cosa la dobbiamo mettere in dubbio, possiamo dire ma no, magari non è vera, hai capito? Santa pazienza. Invece Manuel Dang è proprio vero e se non ci credete basta cercare su YouTube questa canzone
Amore Criminale, o scaricarla dagli store digitali, ma la cosa più bella che si può fare secondo me per regalare un po' di ritmo a parenti e amici è proprio quella di andare su YouTube, cercare Amore Criminale Manuel Dank e poi schiacciare il tastino condividi e spararla su WhatsApp ad amiche e amici, perché è un pezzo ballabile che fa magari anche pensare, quindi magari volete lasciargli anche un messaggio a questa persona, no? E fate conoscere un artista che sono certo non conoscevano, perché Manuel Dank fa parte di quel sottobosco profumatissimo di artisti indipendenti che non sempre ha la fortuna di girare sui grossi e grassi media, ma ti passiamo noi e ci sono altre centinaia di radio che lo fanno. Manuel. Poi vorrei aggiungere che possono seguirmi anche su Instagram, TikTok e i vari social. E certamente, e magari insomma quest'estate ci scappa anche qualche serata in qualche locale, quindi seguirti su Instagram è importante perché è il metodo forse più veloce per far sapere: guarda, potete venirmi ad ascoltare a questo evento, è giusto? Sì, sono molto entusiasta per i mesi che verranno, un progetto a cui sto lavorando e quindi ci tengo moltissimo. Sto preparando appunto una serie di serate per quest'estate, non vedo l'ora. E allora ragazzi, signori, seguite Manuel Dangiolillo dalla provincia di Salerno. Manuel, è stato un piacere. Quando ci sono novità, io sono qua. Piacere mio, non vedo l'ora di farvi ascoltare nuove canzoni. Vai tranqui, ci siamo e ti trasmettiamo. Buona musica! A voi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. C'è Claudio Borghi questa sera a Villa Lago in provincia dell'Aquila a presentare il suo ultimo libro 20 anni di sovranismo dall'euro a Trump. Attenzione signori, si sta aprendo un giovedì, sabato e domenica di festoni targati Lega. La prima festa apre già questa sera a Pontida in provincia di Bergamo, è la festa locale della Lega ma frequentatissima. Questa sera giovedì 17 luglio dalle 20:30 si mangia e si beve all'area feste di piazza Tera de Berghem, non lontano dal Sacro Pratone, con la festa di Pontida. E guarda che ospitoni, ragazzi miei, da Massimiliano Romeo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, wow, la Tovaglieri, Guido Guidesi, la Sardone, Caparini, roba buona anche questa sera che è soltanto giovedì alle 20:30 alla festa della Lega di Pontida in provincia di Bergamo. Ma come vi dicevo è un weekendone di festone. 18, 19, 20 luglio Spino d'Adda, provincia di Cremona, ma a due passi da Crema, da Milano, da Monza, da Bergamo. 18, 19, 20 luglio Cascina Carlotta in via Circonvallazione a Spino d'Adda, festa della Lega di Crema. A Catania ci si trova, domani poi ne parliamo e ne parliamo con un nostro senatore, questa sera alle 18 ci si trova a Catania per parlare di Sicilia e Parlamento, lavoro di squadra per lo sviluppo dell'isola con tutti i responsabili siciliani e non della Lega. Alessandra Locatelli, sì, ne abbiamo parlato ieri in quel di Sardegna, la pizzata della Lega, l'anguriata della Lega in questo caso, la pizzata è la prossima settimana, l'anguriata è questo venerdì 18 luglio alle 18:15, Villaggio dei Fiori, via dei Gigli, via degli Oleandri a Milano, anguriata della Lega. E poi certamente le feste della Lega sul sito legaonline.it da tenere sempre presente, perché ci sono decine di feste che non sempre Sammy Varin vi riesce a leggere. Lo Spiedo Padano in arrivo certamente a settembre, il 14 di settembre, domenica a mezzogiorno, e mi sa che ci saremo anche noi. La festa della Lega Romagna Cervia dal 31 luglio
al 3 di agosto a Cervia. Anche qui, ragazzi, se siete in zona magari per il mare, pensate anche alla Lega. Poi il Festival Lago e Valli a Colico 1-2 agosto. Palalegnone, si mangiano cose squisite, l'occasione per stare insieme guardando il panorama del lago. Sto per andarmene, certamente, minimo, sono sicuro che ho dimenticato qualcosa, cioè la festa della Lega a Imbersago. Anche qui, ragazzi, per stare insieme, la Lumbar Fest 18-20 luglio, Imbersago, provincia di Lecco. Questo weekend ci si diverte con musica, cibo buonissimo e i rappresentanti della Lega. Da Sammy Varina è veramente tutto, ma tranquilli, è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.